Estorsione, detenzione di armi e stupefacenti, scambio elettorale politico-mafioso sono solo alcune delle accuse contestate ai 12 arrestati, 10 finiti in carcere, esponenti del clan Nardo, Costola de Santa Paola Ercolano. Tra di loro c'è anche Pippo Sorbello, ex deputato regionale e candidato sindaco di Melilli alle scorse amministrative. Avrebbe ricevuto dei voti in cambio di denaro e in cambio della promessa di facilitare o comunque attivarsi per la scarcerazione del figlio di un affiliato. Gli indagati avrebbero estorto soldi e generi alimentari a diversi imprenditori agricoli o esercenti commerciali, ma secondo chi indaga li obbligavano anche a pagare un servizio di guardiania per i terreni agricoli, gli stessi dove doveva pascolare il bestiame degli associati al clan. Sempre nella zona nord della provincia, a seguito di un furto di un mezzo da lavoro o di un mezzo agricolo, poi pretendevano una somma di denaro per la restituzione. Chi si rivolgeva alle forze dell'ordine veniva chiamato e minacciato. Le telefonate partivano anche dal carcere. Uno degli affiliati minacciava le persone che avevano osato denunciare o che comunque si ribellavano. Nel corso delle indagini, coordinate dalla Procura distrettuale antimafia di Catania, sequestrati 2 fucili, una pistola ed 11 kg di droga. Accolta la richiesta della difesa. Uno psichiatra valuterà la capacità di intendere e di volere di Giovanni Barreca, l'uomo che ha ucciso la moglie e i figli al culmine di un rito di liberazione dal demonio. Il giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese ha accolto l'istanza dell'avvocato Giancarlo Barracato. Nella strage di Altavilla Milic sono morti Antonella Salamone, 41 anni, e i figli Kevin ed Emanuel di 16 e 5 anni. Barreca avrebbe agito assieme alla figlia di 17 anni ed una coppia, Massimo Carandente e Sabrina Fina, che vivevano a Palermo. La perizia sarà effettuata dallo psichiatra Alberto Caputo e dalla criminologa Roberta Bruzzone. L'indagato in carcere da settimane, il reo confesso, al suo legale ha ribadito di aver agito per liberare la famiglia dal demonio. Il rito prevedeva sevizie e torture. La madre è stata uccisa e bruciata, i figli legati con le catene e soffocati. Dopo giorni di silenzio, i protagonisti, arrestati per il massacro, hanno cominciato a scaricarsi le responsabilità tra di loro. Barreca accusa la coppia, che si difende invece e afferma di non aver ucciso, ma di aver partecipato soltanto alle preghiere. I 2 indagati hanno chiesto di essere interrogati. Prima i PM attendono l'esito delle analisi sui cellulari e sui computer sequestrati. C'è ancora da comprendere il ruolo della figlia di Barreca, l'unica sopravvissuta, che sarà sentita presto dai magistrati. Sembra l'adulto che aiuta il più giovane a fare benzina e invece, come recitano le didascalie dei carabinieri, in primo piano c'è la vittima, un minorenne, accanto a lui un uomo di 24 anni che lo sta costringendo a fargli il pieno di benzina. Siamo al distributore di Viale Libertà, angolo via Mascagni a Catania. Sono le 21 del 2 gennaio scorso. Il minorenne si ferma per mettere il carburante nel suo scooter. Arriva l'altro con una Fiat 500. A bordo ci sono anche moglie e figlio. L'uomo gli chiede di dargli soldi per fare benzina. Il ragazzo gli porge una banconota da 5 euro e cerca di allontanarsi dicendo di avere un appuntamento. Ma l'uomo lo minaccia chiedendo di utilizzare la sua carta prepagata. Il ragazzo, intimorito dai modi e dalla corporatura imponente, è costretto ad accettare. Ecco che, seguendo le sue istruzioni, gli fa rifornimento per quasi 100 euro. Scatta la denuncia, i carabinieri risalgono all'auto noleggiata dalla madre e arrestano Mario Aurora, risponde di estorsione aggravata. Un'inchiesta che si allarga a macchia d'olio, giorno dopo giorno. Il Bosnia Gate sull'università fantasma svelato dal quotidiano Repubblica ogni giorno viene arricchito da nuovi capitoli. Dopo le denunce di alcuni studenti dell'università già moneta la Guardia di Finanza, la Procura di Palermo ha aperto un fascicolo nei confronti dei vertici e dei legali rappresentanti dello pseudo Ateneo italo-bosniaco che sfornava laureati in medicina e professioni sanitarie non riconosciuti. Diverse le ipotesi di reato. Sull'argomento il procuratore aggiunto Massimo Palmeri e il sostituto Vincenzo Amico mantengono il più stretto riservo. Gli inquirenti stanno esaminando le indicazioni offerte dai ragazzi. Nei prossimi giorni sono previste le audizioni di altre persone coinvolte nella vicenda e non si escludono già le prime perquisizioni.
Nella rete della sedicente università mai autorizzata dal Ministero dell'Università e della Ricerca sono finiti giovani siciliani, campani, calabresi, toscani e lombardi, un circuito fantasma. Le lauree e i titoli di studio rilasciati agli studenti dell'Università di Gorazde sono privi di ogni valore e possibilità di riconoscimento. Il Ministero ha infatti detto di non aver mai autorizzato appunto queste università a operare in Italia e dunque i titoli rilasciati ai suoi studenti non hanno alcun valore né ai fini accademici né ai fini professionali. Tali titoli non sono riconosciuti né da altro ateneo né da altra autorità pubblica. Costretta a un'odissea da un ospedale all'altro tra dolori atroci. Sono le ultime ore di vita di una donna di Niscemi, Silvana Perticone, 56 anni, morta il 21 febbraio scorso all'ospedale di Vittoria nel Ragusano. Per ben 2 volte nell'arco di 24 ore tra lunedì e martedì 20 febbraio la donna viene accompagnata all'ospedale di Caltagirone. Lamenta forti dolori intestinali e vomito. Viene visitata dai medici che tutte e 2 le volte la rimandano a casa, dimessa con la prescrizione di una cura domiciliare. La cura però non ha alcun effetto, non è un semplice mal di pancia. La donna continua a vomitare e a stare male, così riprende il suo calvario. Prima viene portata al pronto soccorso dell'ospedale di Vittoria, viene nuovamente visitata. Questa volta i sanitari ritengono la situazione allarmante, la vogliono sottoporre ad una TAC, ma l'attrezzatura non funziona. L'ambulanza riparte verso l'ospedale di Ragusa, solo a questo punto la TAC rivela la gravità della situazione. Nuova corsa indietro all'ospedale di Vittoria, dove Silvana viene operata d'urgenza all'intestino, ma ormai è tardi, la donna muore. I familiari hanno presentato una denuncia ai carabinieri, convinti che un tempestivo ricovero avrebbe potuto salvarla. Chiedono di conoscere esattamente la causa del decesso e di fare chiarezza su un presunto caso di malasanità. Sì, Termini Imerese è chiaramente, come abbiamo detto, un affare che potenzialmente può interessarci. Ci sono delle discussioni in corso. Chiaramente ci sono numerosi criteri che stiamo valutando con il mio team per decidere se, mettere il punto esclamativo riguardo queste acquisizioni, non solo in Sicilia ma anche fuori dall'Italia. Tuttavia ci tengo a rimarcare, a sottolineare che si tratta di investimenti separati. Ciò che facciamo in campo calcistico è sicuramente una priorità. Vedremo come gruppo cosa fa, però ripeto, il calcio è la cosa più importante per noi, è separato rispetto al resto. Si apre uno spiraglio di stabilizzazione per 1429 precari delle amministrazioni pubbliche siciliane che dal 2018 temono di veder vanificati 25 anni di lavoro e hanno vissuto momenti durante i quali a rischio c'è stato persino il loro stesso lavoro, pur precario. Si tratta dei precari sfortunati rispetto a tanti colleghi perché assegnati negli anni a comuni che si sono poi trovati in condizioni di dissesto o predissesto o in piano di rientro del debito con il conseguente blocco delle assunzioni. Una norma inserita nel decreto mille proroghe potrebbe adesso mettere la parola fine al loro precariato. Sono nel complesso questi 1429 persone che potranno essere interessate nei percorsi di stabilizzazione. Nel dettaglio 300 operano all'interno dei comuni in fase di riequilibrio, 612 in comuni che si trovano in stato di dissesto finanziario, mentre ulteriori 517 sono utilizzati in virtù della legge regionale 5 del 2014 in enti controllati. La norma permette di applicare anche a loro quanto previsto per i colleghi degli altri comuni e delle altre amministrazioni pubbliche che vanno dalle ASP alle aziende partecipate, dai tribunali fino alle amministrazioni regionale. Per circa 1200 di questi 1429 il 31 dicembre si erano conclusi gli ultimi contratti e una trentina di comuni non avevano potuto né procedere alla stabilizzazione né rinnovare l'impiego precario. Per tutti è scattata adesso la possibilità di una proroga per tutto il 2024 e viene autorizzato il percorso di stabilizzazione in deroga ai vincoli finanziari da completare entro lo stesso anno, al 31 dicembre di quest'anno dunque. I prossimi passaggi dipendono adesso dalle singole amministrazioni. Primavera ed estate sono ancora lontane, ma la crisi idrica è già arrivata e con essa il razionamento delle risorse. Insomma, ricompare dopo anni lo spettro dell'acqua a giorni alterni nelle case siciliane. Per evitare che la crisi arrivi all'estremo, la Regione, dopo aver dichiarato lo stato di emergenza per siccità severa, ha avviato il piano di razionamento. Il primo provvedimento riguarda 4 province della Sicilia e 160 comuni, ovvero Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta. La pressione di distribuzione dell'acqua è stata ridotta. Al momento
l'unico effetto che l'utente finale può notare è proprio un minor flusso, ma questo consente i primi risparmi. Un piano che però ha anche un rovescio della medaglia: la diminuzione della pressione mette a rischio la tenuta degli acquedotti, che sono vecchi e spesso vengono tenuti insieme proprio dalla pressione dell'acqua. Insomma, i guasti e le perdite sono dietro l'angolo. Soluzioni non se ne vedono all'orizzonte. La raccolta Langue, il lago di Lentini, conta solo 49 milioni di metri cubi d'acqua contro 100 di capacità, così come 29 fra Enna e Catania, solo 12 alla diga Rosa Marina, 22 nell'invaso del Poma. Le piogge negli ultimi giorni non hanno aiutato, troppo intense, tanto da far traboccare gli invasi del Trapanese, buttando via l'acqua. Nel complesso la pioggia del 23-24 è stata del 22% inferiore all'anno precedente. Almeno 160 dunque dei 391 comuni siciliani sembrano avviarsi verso un'estate di disagi. 2.500 nuovi alberi a Catania, uno per ogni bimbo nato nel 2023, 2.500 nuove vite e il progetto Catania Respira. Il desiderio di immaginare che per ogni bambino che nasce anche un'altra vita che lo accompagnerà, che è quello di questo albero, ma cosa ancora più importante, dobbiamo dare un seguito. Quindi nel progetto abbiamo previsto per una parte che per i prossimi 2 anni vengano curati, ma soprattutto abbiamo lanciato l'idea insieme a Confcommercio, insieme a Confesercenti, alle associazioni ambientaliste, alla Consulta del Verde, che ognuno si prenda cura di un pezzo della città, quindi di un albero, simbolicamente che ogni esercizio adotti un albero. Tieni pulito l'uscio della tua casa e tutto sarà sempre pulito. Così oggi il sindaco della città etnea alla presentazione dell'iniziativa, che prevede anche il coinvolgimento degli esercizi commerciali della città, che si prenderanno cura dei nuovi alberi piantati. Trantino ha ribadito l'importanza di trasformarsi, di essere tutti parte di un progetto che renderà la nostra città meravigliosa. L'iniziativa è in linea con l'approccio della Green City, attraverso la rigenerazione dei sistemi urbani con particolare riferimento alle infrastrutture verdi multifunzionali e alla biodiversità. Catania Respira, già nella fase realizzativa, pone particolare attenzione alle periferie. La città è tutta, la città è quella vissuta dai residenti, da chi viene a lavorare, è tutta, e quindi simbolicamente sì, veniamo in periferia perché è sicuramente la parte di territorio più che si sente più abbandonata, ma l'attenzione è massima dappertutto. 500 alberi verranno piantati grazie all'utilizzo dei fondi PON in Corso Indipendenza, Viale Mario Pisardi, oltre che in via Plebiscito e via Androne. Più di 45 ettari di arbusti e alberi di forestazione e riforestazione verranno invece piantumati tra il Boschetto della Playa e Librino, grazie ai fondi del PNRR. Amabile valore per gli amanti della musica leggera. 50 anni di carriera sono rappresentati da una eredità di canzoni che sfidano il trascorrere del tempo e a volte lo fermano. Quanti che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in piazza grande. E il Belvedere a Milo, città del vino e della musica, è simbolicamente la sua piazza grande. Lui che dalla vivace e caotica Bologna si rifugiava sulle pendici dell'Etna a godersi un doppio spettacolo, l'azzurro dello Ionio e il rosso della lava. L'amico Franco Battiato non era molto distante, erano vicini di casa, e che casa? Una villa con letto panoramico che si spostava per non perdere di vista il vulcano. Vulcani di idee, osservatori attenti e scrupolosi, sguardi curiosi, lucidi, parolieri che hanno incantato ed estasiato milioni di persone. Oggi Dalle e Battiato sono sempre vicini, ma quella piazza a Milo non è più la stessa, sembra più piccola e soprattutto più vuota. E per riempirla ed alimentare ricordi e nostalgia sono state piazzate 2 strutture in bronzo ad altezza d'uomo che li ritraggono vicini e universali. Poco più sotto c'è il bosco, Attenti al lupo, scritta dal suo amico Ron, nasce proprio a Milo per poi arrivare in ogni angolo del mondo, una sconfinata eredità che nessun testamento può dividere. Con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenti al lupo. La settimana delle parole in Casa Catania, dopo il vicepresidente Grella e un'indispensabile vittoria con Rimini, ecco l'atteso turno del presidente Pelligra. Tanti temi sul tavolo, per esempio il centro sportivo, ci vorrà del tempo, l'idea è sempre quella di una struttura nuova, ma intanto c'è il Massimino insieme al Cibalino. It's an interesting question because noi al momento guardiamo assolutamente al bicchiere mezzo pieno, ovvero utilizziamo le strutture che sono a nostra disposizione
nel breve termine, però assolutamente nel lungo termine vogliamo fare sì che un centro sportivo venga consegnato alla squadra, alla società e alla città. Ci saranno 2 nuovi ingressi nel CDA societario. Non andrò a rivelare chi sono questi 2 membri che si aggiungeranno al Consiglio di amministrazione oggi. Tuttavia quello che posso anticiparvi è che si tratta di persone che hanno esperienza concreta in ambito calcistico, persone che non sono in grado semplicemente di, come diciamo a Catania, calare la testa, abbassare la testa, ma saranno in grado di effettuare, darci feedback. Per quanto riguarda le sinergie con i club esteri acquisiti da poco, Pelligra ribadisce che i percorsi sono autonomi e poi parla ancora degli investimenti sulla squadra. This year has been a year where we've introduced Io non ho investito solo per questa stagione, ma ripeto, ho investito per il futuro e per i risultati che vanno oltre questa stagione. Chiaramente i risultati non sono stati sempre ideali quest'anno, ma pensando ad accadimenti come quello di mercoledì, quando abbiamo vinto quella straordinaria partita contro il Rimini con una squadra sicuramente molto forte, ci fa essere ottimisti per il futuro. È probabilmente l'ultima chiamata per provare a salire sul treno delle grandi. Il Palermo, dopo la sconfitta interna con la Ternana, lavora agli ultimi dettagli in vista della trasferta di domani a Brescia. Una partita che può dire tanto, anche perché il Palermo deve dare delle risposte dopo aver sciupato ghiotte occasioni per avvicinarsi al secondo posto. E allora la sfida di domani è un nuovo crocevia per i siciliani. L'ultima gara del miniciclo di partite ravvicinate impone riflessioni sulla formazione da schierare. Eugenio Corini valuta qualche cambio rispetto al match con la Ternana, ma non dovrebbero esserci rivoluzioni. Il tecnico ha l'organico quasi al completo, quindi può scegliere in libertà il miglior 11. A centrocampo potrebbe rifiatare Gomez e giocare Koulibaly. Segre e Ranocchia in questo momento devono giocare. In attacco dovrebbe tornare dal primo minuto Di Francesco, poi conferma per Di Mariano e Brunori. Anche a Brescia oltre 1000 tifosi rosanero al seguito.